Si sa, sulla politica la satira fa breccia, si esalta e così su Facebook diventano protagonisti anche i candidati a sindaco della città di Agrigento. Eccoli qui, Giuseppe Di Rosa, Enzo Campo, Andrea Cirino, seduti su una panchina si interrogano dopo la decisione del governo Crocetta di fissare le amministrative per la prossima primavera. Per oggi, almeno per oggi, un impegno politico elettorale lo hanno trovato. Sono ospiti del salotto di TVA nella trasmissione di approfondimento curata da Arturo Cantella. Di Rosa, Campo e Cirino hanno risposto alle diverse domande del nostro direttore. La prima ha posto l'accento sul rischio, con l'appuntamento alle urne così lontano, che le candidature possano essere bruciate. Non rischio di bruciare la candidatura, assolutamente no. Non ho nessun deputato al quale devo rendere conto o possibilmente mi possa bruciare la candidatura in altro, perciò vado serenamente avanti e aspettiamo il giorno delle elezioni, daremo la possibilità alla città di scegliere. Questa candidatura, la proposta prima di candidatura, la mia prima accettazione, la mia seconda accettazione, vengono prima e indipendentemente dall'indizione delle elezioni in novembre, vengono prima addirittura delle dimissioni di Zambuto, perché si è scelto chi mi ha sostenuto e me stesso, che ho dato l'assenso naturalmente a fare questo, hanno voluto rompere con le logiche passate. Oggi io mi presento con la mia faccia, ho dato la mia disponibilità a candidarmi, sono fuori dal mondo politico, cioè nel senso che presenterò una mia lista civica. Riflettori accesi anche sul programma e sui punti di forza per rilanciare la città. Tutte e tre hanno convenuto che bisognerà puntare sul turismo, ma con sfaccettature diverse. Campo ha detto: la vocazione Agrigento non l'ha mai coltivata, e ha raccontato un simpatico aneddoto. Mio padre aveva uno zio, a un certo punto gli venne la vocazione. Allora, vocazione quella importante, non quella turistica, la chiamata del Signore. No? E allora decise, se ne andò in seminario, studiò, si diplomò, si laureò in teologia, poi comprò tonaca, ostensori, turiboli, insomma tutti i paramenti necessari e cominciò a fare il prete. Aveva la vocazione. Se non avesse fatto tutto questo, se non fosse andato in seminario, se non avesse comprato la tonaca, se non avesse comprato, sarebbe mai stato prete? Avrebbe mai soddisfatto questa vocazione? Altra la visione consegnata da Cirino. La vedo in modo diverso dell'avvocato Campo, chiaramente invece sono dall'idea che questa città va migliorata. Questa città va migliorata e quindi dobbiamo riportarla alla normalità. Per Giuseppe Di Rosa il turismo cresce se si creano le condizioni, se si offrono i servizi. Hai avuto sempre un buon servizio taxi per il tuo B&B? O ad Agrigento parliamo da una vita, ecco, hai detto tu poco fa, parliamo da una vita di voler fare turismo, però la dottoressa Giammanco mi conferma che lei è arrivata e non sapeva come arrivare al comune, ha chiamato un taxi e è arrivato dopo mezz'ora. Cioè, l'avere approvato il Consiglio Comunale dopo 20 anni non è un successo, è un insuccesso per chi non l'aveva fatto prima. Ormai è ufficiale, ad Agrigento per l'elezione del nuovo sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale si vota nella prossima primavera. La Giunta regionale di governo ha negato la cosiddetta finestra autunnale che avrebbe potuto consentire il ricorso alle urne nel mese di novembre. Finestra accordata invece a 3 comuni siciliani sciolti per mafia. Per Agrigento e Licata, i cui sindaci rispettivamente Marco Zambuto e Angelo Balsamo, dimessisi a seguito di vicende giudiziarie, e per Raffadali, il cui sindaco Giacomo Di Benedetto è morto prematuramente, elezioni secondo il calendario regionale. Ma cosa ne pensano gli agrigentini del rinvio? Cristianello Zito lo ha chiesto in giro. Cosa ne pensate della decisione del governo regionale di spostare le elezioni in primavera e non adesso in autunno? Secondo voi sarà una cosa favorevole per aver maggior tempo e seguire la campagna elettorale o sostanzialmente non cambierà nulla? Ma secondo me è un problema di caldo, soltanto, perché più di questo non possono fare. Ma sicuramente ci sarà un po' più di tempo per chiarirsi un pochettino sulla situazione che è abbastanza confusa.
si spera insomma in una riflessione data la situazione diciamo della città, una città pensata anche per i bambini, che deve essere pensata per i bambini perché non abbiamo dove portarli, no? Tutto quello che c'è fatiscente sicuramente non è una città vivibile. Uno riflette meglio su quello che c'è da fare secondo me. Quindi è d'accordo col governo regionale? Sì.